Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano FIFA 14. Allora ragazzi, siamo riusciti a vincere il trofeo in Divisione 4, quindi siamo in Divisione 3, prime due partite. Quindi abbiamo portato a casa 19 punti, godimento incredibile, siamo contro una squadra ibrida, tantissima non la ibrida. E niente raga, andiamo, siamo con la Serie A di Sceva, speriamo bene di partire bene in questa Divisione 3, che l'ultima volta ho fatto solo una stagione in Divisione 3 e sono retrocesso subito con 4 punti, quindi un disastro incredibile. Dalla Divisione 3 siamo sprofondati alla 6 e dalla 6 adesso siamo ritornati alla 3 in maniera proprio velocissima con questa nuova squadra. Dopo ho cambiato, quando ho fatto le super retrocessioni ho cambiato 1000 squadre, dalla Bundes alla Ligana, alla squadra del Belgio, alla squadra sudamericana, alla Liga, alla Serie A pazza. Adesso abbiamo la Serie A Sceva e la Premier, siamo ritornati in Divisione 3. Speriamo di fare una bella stagione e di puntare a sta benedetta Divisione 2 che non ci siamo mai arrivati, per poi tentare il sogno della Road to Division 1. Vai ragazzi, adesso questo mi fa vedere tutto, no, meno male, andiamo. Danielotto, Habat, Bagnoschiuma Vidal, Quadrado per Vidal, sbaglia tutto. Comunque l'obiettivo principale è la salvezza, fare almeno 2 sessioni consecutive nella Divisione 3, per prendere un po' di confidenza, anche per vedere che gente c'è che gioca a questa Division. Paul, il piccolo Paul, sbaglia tutto, Paul ma recupera bene Sceva, e Sceva se ne va, non ci credo, parata su Shevchenko. Grandissimo Danielotto c'è. Roba nostra, mi ruba la palla il merdazza, il merda. Constant per Sceva e Shevchenko se ne va il nostro capitano. Andri, e Andri la mette 1-0. Il numero 7 Andri, vento di passioni, Shevchenko 1-0. Comincia bene il nostro Sceva in Divisione 3 ragazzi. Ho detto che aspetta con ansia l'arrivo di Pippo Inzaghi Legend per fare la Coppa delle Meraviglie. Occhio però, no, bravissimo Gianluigi non c'è. Neymar, già un pallone Neymar, di petto, di classe pura. Quadrado per Shevchenko. Attenzione, quadro. Shevchenko torna anche in difesa ragazzi per la sua squadra. Il problema è che si stanca un po'. Stiamo attenti ragazzi, manca ancora troppo per pensare di avere già i 3 punti in tasca, chiaramente siamo solo 1-0. Tiro ma fuori. Bisogna stare molto attenti a Neymar e a Agüero, soprattutto io soffro moltissimo Agüero. Bravissimo Paul Pogba. Elsha, cagatissima di Elsha, ma Elsha dopo recupera in maniera beffarda, che è incredibile. Vai Pog, recupera molto bene l'avversario. Diego Alves, deve darsi in centrocampo, va, lo sappiamo, dominiamo, però deve andare in centrocampo. Rimessa per gli avversari. Fuori, invece no, invece sì. E io godo. Benatia, difensore straffidabile, Constant, coglionazzone. E Sharawi. No, il piccolo Elsha sbaglia. Vai Elsha. Sceva. Masterpiece Sceva. Merda. Buttala via, bravissimo. Vai Buffon, un buon rinvio di classe. Sceva di testa, purtroppo non la prende. Vai Vidal, vai Arturone, però a centrocampo, purtroppo in questo momento ha il vantaggio l'avversario. Stiamo un po' soffrendo, dai cazzo, vai il culo Comendiano, dai, ti prego un po' di culo. Vai Elsha, mettila in mezzo, ma David Luiz fa il miracolo. Luiz è forte, lo sappiamo bene, anche noi ce l'abbiamo nella Premier. È un bel animalotto,
Gioca bene questo ragazzotto, purtroppo. La vedo un po' dura sta partita, Abate. La butta su, ma recupera ancora Touré. Per vincere non dobbiamo sbagliare niente, Questa è l'andazzo di sta partita qua. Purtroppo. Dai, sfruttiamo il contropiedazzo. Vai Shevchenko, vai Shevchenko. Prova il lancio, ma Davide Luiz è una bestia, raga. Alves. L'angelo di Maria, ma recupera molto bene Constant questa volta. Sheva prova l'assist per Quadradone. Quadrado fuori! Quadrado fuori, non ci credo, che occasione buttata via, grande assist di André. Porca miseria. Esce. Gol. Mamma mia quanto ho rischiato. Calcio d'angolo, purtroppo, calcio d'angolo. Alves, cross di Alves, buttala via. Schürrle al volo, fuori gioco. Che sofferenza però. Abate. Quadrado. Vidal lancia Sheva ma non ce la fa. Fuori gioco. Non fischiato. Angelo Di Maria, l'angelo Di Maria. Purtroppo i nostri problemi sono a centrocampo. Quando c'è centrocampo con Touré lo sappiamo, perché ce l'abbiamo anche noi, lei è durissima. Il centrocampo della Premier è devastante, Calma. Noi se stiamo tranquilli ce la possiamo fare. Purtroppo Quadrado si è mangiato un gol devastante. Niente. Ha la superiorità del centrocampo, ragazzi, fa quello che vuole purtroppo. Sarà dura tenere la vittoria, sarà molto dura. Pogba, siamo in divisione 3, ragazzi, la cosa comincia a essere dura, chiaramente e giustamente. Portiere, mamma mia, sto qua, ragazzi, sta crossando. Ah, madonna, per poco. Bravissimo Abate, abbiamo fatto una buona cosa Abate. Quadrado, buono anche Quadrado. Abate però stavolta sbaglia. Passaggio semplice. Secondo tempo. Dai, teniamo duro ancora 45 minuti. Sarebbe bello cominciare con una vittoria in Divisione 3. Ho fatto 4 punti, cazzo, nella Divisione 3 dell'altra volta. Un disastro. E dopo è iniziato il baratro. Gol. Bravo Buffon. Ho fatto 3 retrocessioni di fila, una cosa mai successa nella mia storia, cioè non lo so. Però non trovavo proprio la squadra giusta, purtroppo. Ho avuto un momento di panico. Perché la Serie A tutta italiana è stata buona all'inizio, ma poi ha fatto cagare. Lui si recupera bene, ma scema di cuore. Il classico scema di cuore. Attenzione di testa, c'è il gol su assist di Sheva, gol e assist. E Pogba. 1-2-0. Ma grandissimo Sheva, cosa ha fatto Sheva? 2-0, ma chiaramente non è ancora fatto niente. Non abbiamo ancora fatto niente, raga. Grandissimo comunque evento di passioni Sheva, ha fatto anche l'assist strepitoso. E Pogba di testa, il Cuba comincia a segnare anche di testa, mono male. Bravo Chiello, il Chiello c'è. Pogba per Elsha. Attenzione Elsha. El Shaarawy 3-0.
Stefanino Elscia, Stefanino Elscia, il nostro piccolo faraone. 3-0. 3-0 ragazzi, 3-0 ma calma, 3-0 ma calma, 3-0 ma calma. De Rossi. El Shaarawy. Passaggio non strepitoso. Grande Pog. Vai Pog. De Luis è fortissimo di testa. 3-0 ragazzi, 3-0 ma calma. 3-0 ma calma, mamma mia. Vai Quadro. E il quadro vede Vidal, il quadro vede Vidal. Cazzo, avevo... no, anche il volume della televisione. Merda, no. Agüerone, lo soffro sempre Agüerone, Non era là il passaggio, però mi è andata bene. Ma non era indirizzato là. De Rossi per il Pog. Pogba! Tiro di merda. Tiro osceno di Paul. Dai che nostra, che la butta via. Ole. Ora che... Mamma mia, Chiello. Vidal, bravissimo, bagno schimone Vidal, dai. De Rossi. Errore di Danielotto. Benatia. Non dovevamo concedere niente a questo, Un gol ma li può caricarsi. Sappiamo come FIFA subisce un gol, la tua squadra va in depressione acuta. Bravino, Chiellini, bravino ma non troppo, gol. Buffon c'è. Gianluigi no c'è. Buffon cosa voleva fare qua Buffon? Non lo so. Ha regalato un calcio d'angolo, molto bene. Sono quelle cose della vita strepitose. Vidal, errore di Vidal. Tiro inguardabile. Vai ancora Buffon. Rinvio. Sto tentando il forcing. Ma madonna, Abate parità splendida fino a questo momento. Sceva strepitoso per Vidal. Elscia. Mamma mia, Elscia per poco. Anche Elscia, ragazzi, è un giocatore che consiglio tantissimo. Io consiglio i due attaccanti esterni sempre predatori. Comunque questo è il mio piccolo consiglio veneziano. De Rossi. Sceva, prova un tiro impossibile, mamma mia. Per poco ci regalava l'impresa, Fei. Mamma mia, cosa stava combinando Shevchenko nostro. Andri se ne va, vento di passioni se ne va e poi fa l'errore il Cumendone, vabbè. Voglio fare troppo con Sceva, chiaramente, è il mio idolo, cioè così. Comunque il mio consiglio, ragazzi, se potete, se avete un idolo da comprare, qualcosa, compratelo, così vi divertite di più. Io ho un po' mollato Foot perché non sapevo che c'era Sceva e non ce l'avevo in squadra, adesso che ce l'ho mi sto divertendo troppo, grande Buffon. Cioè, su Foot è bello giocare con i giocatori che ti piacciono, no? Quei buggati o quelle robe là, cioè, fa cagare secondo me. Solo che a me piacerebbe anche Van Nistelrooy e Van Basten, però quelli oggettivamente sono troppo. Però Sceva il mio idolo, non Dio, Chiellini. Ma perché Chiellini? Ma perché il Chiello? Sono anche scoperto, cazzo.
Dai che arrivano i primi 3 punti, devono arrivare i primi 3 punti C. Se ne spariamo un'altra con la Serie A, però voglio giocare con la Serie A, fioi. Se facciamo riposare anche bene la Premier. Io comunque di solito ne faccio 2 e 2, 2 con la Premier e 2 con la Serie A. 2 con la Premier e 2 con la Serie A. Che numerazzo qua. Qua forse lo prendo, vediamo se sa farmi il golletto. Grandissimo Pogba, ragazzi, e si va a vincere 3-0. Grande risultato, primi 3 punti nella divisione 3, ragazzi. Un ottimo inizio per la squadra di Veneziano. Shevchenko ha fatto il primo gol, altro gol, segna regolarmente, ragazzi, molto molto bene Shevchenko, Pogba e Stefanino esce. Andiamo a vedere la classifica. Perché ci mette 2 ore sempre, non lo so. Migliore in campo Paolino Pog. Un bel po' di soldi che arrivano. Eccola qua, divisione 3, primi 3 punticini. Vai raga, seconda partita, siamo contro una Premier mista a Liga. Oh, tutte queste squadre miste, cazzo. 85 di valutazione, 97 di Intesa Purom. Ok. Vai raga, sarebbe bello fare 6 punticini nelle prime 2 partite, ma comunque già aver incamerato 3 punti è importante, dai. Fuori gioco, fuori gioco. Già possiamo fare meglio, insomma, nell'ultima divisione 3 che abbiamo fatto solo 4 punti, c'è una cosa ridicola. 2 per te con la nostra Serie A, Vidal, ma dov'è il fallo però, dai, cioè, adesso non rompiamo i coglioni. Vai Scema, bravissimo per Pog, bravo Pog. Attenzione, Scema si butta, ma niente, non arrivano passaggi buoni in profondità. Pogba. Christiansen, potevo tirare forse col Paul. Rimessa nostra, rimessa per i dominatori sexy Tori. La nostra Tori. Pogba. Paul, mamma mia. Rimessa, dai. Vai Chiello, bravissimo Chiello per Elsha. Elsha per Vidal. Cazzo. Punizione. Dai, vogliamo il secondo. Ho sbagliato. Ok. Vogliamo il secondo gol di Sheva su punizione. Mamma mia. Ragazzi, si vede che Sheva ha un tiro devastante. Però io sulle punizioni ero bravo una volta su FIFA, adesso molto meno, però non c'era, ho fatto un euro gol e mi sto riavvicinando. Mi sono avvicinato questa volta. E c'è il gol. Non ho capito chi ha segnato, ma qualcuno ha segnato. Danielotto, ragazzi, su assist di chi? Di Andriy Shevchenko. Mamma mia, ragazzi. Questa con Inzaghi, mamma che coppia, no, devo prendere Inzaghi. Ho 180.000 crediti, devo giocare un po' per arrivare a 300. Visto usciva un Inzaghi anche a 340. Secondo me può scendere ancora in questi giorni, speriamo. Penso che qui Inzaghi, Pippone Inzaghi. Ci sono leggende più forti, i parametri, ma non mi interessa. Cioè. Purtroppo FIFA fa le leggende col culo a livello di parametri, cioè, mi dispiace. L'oggettività del calcio è un'altra. Ma per carità, su Inzaghi anche fino a visto i parametri sicuramente l'ha fatto abbastanza bene, ma un Sheva così, cioè comunque Sheva
doveva avere almeno 90, come Van Nistelrooy. Come Van Nistelrooy era giusto. Vedere Pelé il migliore, sinceramente. Io sono un maradoniano. Cioè, Pelé è vero, ha vinto 3 mondiali, però a livello di club ha giocato praticamente, cioè, Brasile e Stati Uniti. Cioè, fare 2000 gol nel campionato brasiliano, scusate, ma non mi sembra la cosa più impossibile del mondo. Quindi viva Maradona che da solo ha portato... Sì, c'era una bella squadra al Napoli, però comunque Maradona ha vinto scudetti col Napoli, Coppe UEFA, secondo me. E comunque ha vinto anche un mondiale, ha fatto una finale. Solo che Maradona paga il fatto, a mio parere, che col fatto che è la droga e robe così, allora hai visto male, perché non è di buon esempio, diciamo, secondo la FIFA. Ma insomma, meglio ora, non lo so, tra Blatter e Maradona non so che peso, insomma, un po' di mafioso. Ma più che mafioso, un paraculo, cioè anche la serata di palloni d'oro, cioè un leccaculo clamoroso. Lasciamo perdere, dai, non parliamo di ste cose. Siamo solo 1-0, questo si è addormentato, eccolo qua, ufficiale. Vai Andrei. Bravo Perescia. Occhio, eccola qua. L'imbucata, la classica imbucata, meno male che ha sbagliato, meno male. Manco Malfiore, manco e anche a male. Grandissimo Sheva, devi regalarmi il gol adesso però. Shevchenko! 2-0, Andriy Shevchenko. Dai fioi. E siamo a 2-0, porca miseria. Gennarino, Gattuso. Perché non fanno Gattuso Legend, fioi? Cioè, stamina 3000, contrasti 10.000. Dopo si fa tiro 0, dribbling 0, ce ne frega. Quanto mi manca il mio Milan, adesso vediamo con Setrofi. Tanto la bella notizia è che Allegri è fuori dai Maroni, questa è una buona notizia. Possiamo andare che in Serie B va benissimo, guardate che Allegri sia fuori dal cazzo. Cioè. Grandissimo, Shevchenko, ma il Shaarawy non l'ha capito stavolta. Non la può escere qui prima, era beffarda, meravigliosa. Quadrado per Andrei, mamma mia, vento di passioni. Cosa stava facendo, fioi? Spettacolo ragazzi, spettacolo. Cioè, andare a 6 punti sarebbe importante ed è più, però basta un gol e riapre tutto, quindi attention please, attention. Proprio in inglese, not parole puro. Vai da not parole puro. De Rossi scatenato, Danielotto palo, non ci voglio credere cosa ha preso Danielotto, sono in forma però mamma mia. Adesso prendo il gol, no, vale, se prendo il gol sul mio paro, eccolo là, proprio FIFA è scontato come il culo di non so chi. Tutto riaperto per un palo beffardo di De Rossi, merdoso. Un po' a destra, bel gol comunque. Tutto riaperto, sì, ma che cazzo mi fai vedere? Ma perché mi fai vedere il gol? Ma perché sei così coglione? Non faccio mai vedere i gol, bisogna essere corretti nella vita. Bello, ho capito che hai segnato, cioè non me ne frega niente, però cioè non me ne fotto un cazzo. Altra cosa che ti fa eliminare i replay online. Capisco perché non lo fai vedere i replay. A cosa serve? Cioè? Gol proprio stupido, porca miseria. Tutto riaperto. Stiamo giocando benissimo, qualche errore in difesa però, più del solito. Perché c'è sto buco qua, a battere, riesce a tenere Viglia, c'è poco da fare.
non ci credo. 2-2 in un minuto, ma vai a cagare. Lasci come ridosati. 2-2 in un minuto. 2 tiri, 2 gol ha fatto sto stronzo. Vabbè. La partita è girata sul palo. Guarda che gol. Guarda tutti e 2 gol uguali. Vabbè. Fa vedere il replay, sto merdazza. Che bello essere così corretti, mamma mia. In un minuto ho preso 2 gol. Non ho parole, Fiori, non ho parole. Guarda là, no, non ci credo. Non ci voglio credere. Speriamo sia finito il suo culo, speriamo. Erroraccio mio. Veramente sono scioccato da questi 2-2 clamoroso. In un minuto ho preso 2 gol. Beh. Dai, puoi premere il tasto per favore, non è difficile. Non è difficile. Quel palo di De Rossi ha cambiato la partita, che nervi, ero 3-0, andavo a vincere, sono sicuro che sul 3-0 era finita. E invece l'ha riaperta e un 2-2 micidiale mi ha fatto. Adesso rischio anche di perderla adesso. Ecco, si sta spippettando adesso, aspetta. Undici, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ok. Vai piccolo esci, vai piccolo esci. Rimessa per lui. Bisogna fare il 3-2 ragazzi, bisogna fare il 3-2 di cattiveria proprio. Ha avuto solo fortuna questo, dai. Trovare quei 2 gol casuali con Viglia, dai. Occhio, bisogna marcare i giocatori però. Ho avuto il culo io. E adesso deve rigirare la partita, adesso deve rigirare. Il merda ha preso il palo. Dai che rigira. Dai che rigira. Sto qua è bravo da fuori, è molto bravo da fuori. Bravo Abate, dai. Dai che può rigirare, ci si è incazzato lui per il palo, sono sicuro. Vediamo farlo giocare, se no si prende troppo coraggio ragazzi. Se lo fa il terzo gol, eccolo qua. La partita è cambiata, siamo partiti così bene, non capisco sti vaneggi. Oddio, basta però! Madonna del Signore, che sono tutte tattiche per innervosire l'avversario, cioè c'è poco da fare. In realtà io sono anche uno che si incazza abbastanza facilmente, però porca puttana, vaffanculo con sti cambi, cazzo fai i cambi. Mamma mia. Angolo, ma dove? Ah, se lo sogna questo. Aia da fuori, gol. Questo qua si è proprio svegliato. Mamma mia, Fiori, cioè, è diventato, sembra un altro. Ha cambiato padrone l'Arsenal, sì, vabbè, quello che è. Ancora angolo. Ma dove? Sono io pazzo, forse. Bello questo proprio, questa rimessa, qualcosa di stupefacente. Questa è una partita che al 90 su 100 perdo purtroppo, la vedo già. Mamma mia,
far veloce, almeno male. Inter, vai, corre più veloce di me. È più veloce sulla palla, il centrocampo è suo. Adesso merita la vittoria il ragazzotto qua. Fa quello che vuole, Fioi. Non riesco più a marcarlo. Non riesco più a marcarlo, 3-2. Il gioco è deciso così, Fioi. Cioè, è possibile, i primi 20 minuti domino, poi non riesco più a... Ma va al coglione, va al coglione. Che bravo che sei, vecchio. Ti stimo tanto, sai. Non riesco più a marcarlo, cioè può fare quello che vuole, tiro da fuori, to. Bisogna far vedere il gol giustamente, lasciamogli soddisfazione a sto povero ragazzo. È giusto così. È giusto così. Dai, bello, to. Perché devi far vedere il gol? Perché? Tanto sei un coglione lo stesso, cioè nel senso non cambia niente. Allora vai Fioi, il comandone che si incazza con tutti. Da 2-0 3-2, incredibile. Non ho parole, per me sono episodi questi, cioè io sono il primo a ammettere che merito di perdere, merito di che il video precedente è stata una partita di merda e giustamente ho perso, però questa per me sono solo episodi di un ragazzotto che poveretto ha bisogno di vincere per compensare una vita indegna, cioè è così Fioi, è così. Calcio d'angolo, via qua, si regalano calci d'angolo, gol, vaffanculo, 4-2, adesso mi fa vedere il gol, bravo. Eccolo qua, area, gol, com'è girata Fioi, mamma mia. E Sharawi. E vaffanculo, 4-3, così si gioca a calcio, merda umana. Gol, grandissimo gol, 4-3, riapriamo tutto. Io segno bei gol, merda, non come te. E come si incazza. Scusate, ma il comandone è una persona aggressiva che per vincere ha bisogno di esercitare il tutto così. Adesso crediamoci, come ha fatto lui come ha recuperato lui 3 gol, li posso recuperare anch'io tranquillamente. Solo che devo cominciare a difendere, però perché... Dai, questo è un segnale. Questo è il segno che pareggiamo. Eccolo qua, Buffon ha fatto capire che si pareggia. Dai. Bravissimo, bravissimo. Sciaccenchino che si fa la cappellone. Dai, Fioi. 73, possiamo pareggiarla. Comunque sta divisione 3 è una maledizione. Porca. Potevo andare a 6 punti, invece ho fatto stronzate a nastro, guardatela, sì però ragazzi, è colpa mia, cioè non lo so, cioè purtroppo vedi, questi sono i difetti dei giochi online, che quando devi perdere hanno ghise dei santi e ne madonna, cioè guarda qua che buco, cioè che cazzo cosa fare? Si sente figo perché sento il 5-3. Questo è un consiglio che vi dà il comandone: incazzatevi sempre contro gli avversari, se ce li avete in chat, incazzatevi, offendeteli, mandateli a cagare, soprattutto se sono inglesi, se sono inglesi proprio, cioè fate quello che volete, anche i francesi, proprio, come si dice, possiamo con i francesi ma con gli inglesi no, cioè Vidal. Questo l'ho perso, per carità, alla fine ho preso 5 gol, mi merito che di perderla, però dobbiamo incazzarci almeno la soddisfazione dell'incazzatura. Se chiaramente 3 punti in 2 partite, se devo far bene con la Premier, perché se no si lotta per la salvezza. Questa Division 3, guarda che classe pura dell'avversario, Fioi, classe pura. Madonna, che giocatori, Fioi. Vai Quadratone. La mia tutta ironia, ragazzi, è per scherzare, vaneggiare un po', chiaramente. Questo ragazzo che sta vincendo è un fenomeno, li voglio tanto bene. Magari è una ragazza, magari è una mona esagerata. Pogba.
Oh, me lo immagino tutto gasato perché si spippetta. Grande il Bena. Vidal. Ebete. Per Quadrado. Quadrado per Sheva. Shevchenko. Però il portiere ormai prefinita chiaramente. Onoriamo la partita, ma non è andata. Ha meritato alla fine lo stronzone. Complimenti vecchio. Ti ho insultato un po', ma solo perché ti voglio bene, perché il commendatore comunque deve insultare un po' di gente, cioè se non è contento. No, però il sesto no. 6-3. Ha preso un po' le bombe. Perché fai? Ma perché continua a insultare così? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma per... Ah, guardalo bello, bel gol. Ma la mia difesa non c'è più. Questo si gasa nel farmi vedere i gol. Quadrado. Mamma che traverso. Sento che però mi invento cose incredibili. Io sono veramente un pazzo. Mi invento queste cose qua, cioè dal nulla, anche nelle partite le faccio cagare. Quadrado missile. Ha preso un po' le bombe, ragazzi, ero 2-0, è quello l'incredibile. Però dai, come non le deve far vedere anche se sconfitte qua, è giusto così. Gol! 6-4 amici, 6-4, partita che non ha senso, la 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 partita che non ha senso. No, fammi andare avanti, cazzo, era 6-5 forse. Vabbè raga, 3 punti in 2 partite, mi dispiace, partita un po' indegna, qua il ragazzotto alla fine ha meritato, sono un po' incazzato con lui, ma in realtà devo recriminare io, ho tanti errori in difesa e forse ero già convinto di aver vinto sul 2-0 e ho perso. Quindi l'obiettivo in questo momento è la salvezza, perché comunque 3 punti in 2 partite con la divisione 3 che è difficile andare su, è complicato, però dai insomma, cerchiamo di salvarci e poi vediamo. Vediamo qua il bel gol di De Rossi. Raga, un saluto del commendatore. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.